Ben ritrovati F Motori, un saluto da Marco Angileri in questa versione estiva del programma dedicato al motorsport. Quest'oggi spazio a quelle che sono le prove speciali dei rally, non solo moderni ma anche del passato. Siamo andati praticamente a girarne alcune nella zona dell'Alto Friuli, precisamente in Carnia. In particolare andremo con una vettura stradale a ripercorrere quelle che sono le prove speciali non solo dei rally moderni come il Rally Valli della Carnia, la Passo Pura, la Voltois, l'Invillino Verzegnis, che fecero parte anche di rally che sono restati veramente nella memoria di tanti appassionati, come il Rally di San Martino di Castrozza, il Rally Piancavallo e il Rally delle Alpi Orientali, quando passava anche nella zona dell'Alta Carnia. Spazio anche ovviamente alle due ruote, tutto questo e molto altro in questa nuova puntata estiva di F Motori. Get that kitty little noogie in a nice little shave. I gave Susie a little pat up on the booty and she turned around and said, walk this way. I was born in a plane. Mama said that every word. Questa è la prova speciale che da Impillino, nel comune di Villa Santina, porta a Verzegnis. Io ho un ricordo personale legato a questa gara quando era Rally Piancavallo, perciò parliamo fine anni 80, inizio anni 90. Una prova riscoperta poi anche in questi ultimi anni con il Rally Valli della Carnia. La prova parte sempre da Invillino, poi arriva a Verzegnis e successivamente a Sella Chianzutan, perciò un tratto di strada, quello successivo all'arrivo a Verzegnis, che va un po' a modificare quello che sono i tratti della prova speciale. Lì diventa, possiamo dire, visto che c'è anche una gara famosa, la Verzegnis-Sella Chianzutan, diventa un po' meno tecnica ma molto più veloce. In quel caso ovviamente si fanno valere i cavalli delle proprie vetture in una prova speciale rally abbastanza tipica, possiamo dire in due tratti, cioè quella che da Invillino arriva a Verzegnis e poi cambia tutto da Verzegnis a Sella Chianzutan. Sinistra e destra 5 più 50, attenzione, tornante destro 2. Ne abbiamo parlato un attimo fa con le immagini precedenti. Andiamo indietro di 25 anni, questo è il Rally Piancavallo, sempre ovviamente molto affascinante per tutti gli amanti delle quattro ruote di traverso. Destra, sì, sinistra, 4 più corta, 20, tornante sinistra. Tornante sinistra, offre la mano. Destra 3, 30. Tornante destro, offre la mano. Per sinistra 3, per sinistra. Questa è la prova speciale Voltois, riscoperta in questi ultimi anni grazie a Norris Ideas e Carnia Pistons, che hanno voluto proporre questa nuova prova speciale corta, anticipata solitamente al sabato sera. È una prova di spettacolo di circa un paio di chilometri. La Voltois parte dal centro di Ampezzo, arriva nella piccola località, appunto sempre nel comune di Ampezzo.
Take a look around the room. Love comes wearing disguises. How to go about shoes. Break it down by shapes and sizes. I'm a man who's got very specific taste. Prova spettacolare questa di Voltoys, corta ma capace al sabato sera di portare veramente un sacco di tifosi su queste strade. Ci sono tornanti molto secchi dove bisogna lavorare chiaramente con la leva per non rischiare di perdere notevolmente velocità. È chiaro, qua ce n'è per tutti i gusti, ma soprattutto essendo una prova in discesa ha favorito anche le cilindrate minori, le derivate di serie che comunque hanno sfruttato al massimo questa discesa, la leggerezza per fare il tempone. Can't help myself but to stare. Double check. Ovviamente il più forte è stato Paolo Porro con la Ford Fiesta VRC navigato dal tolmezzino Paolo Carnierutti, tra l'altro loro i vincitori del Rally Valli della Carnia 2018. Ed ora enduro sulla sabbia di quello che è stato un appuntamento di qualche anno fa, perché a novembre 2018 la sabbia di Bibbione, la spiaggia della località a cavallo tra Friuli Venezia Giulia e Veneto, sarà protagonista di una gara, quella finale del campionato triveneto di enduro. Torniamo indietro di un paio di mesi, ad inizio giugno, con la terza edizione della Mitteleuropean Race, con Trieste, cuore pulsante della manifestazione. Una vera gara di regolarità, a buon diritto inserita nel calendario di trofeo Super Classic Cup AC Sport. Una gara impegnativa con 400 km affrontati con ben 86 prove a cronometro, con i tradizionali passaggi su pressostati e 6 prove di velocità media. L'evento, oltre a Trieste, ha abbracciato Gorizia, il Collio fino al Cividalese nella prima giornata e il litorale sloveno fino a Pirano e Portorose nella seconda. La città giuliana ha ospitato il palco partenza ed arrivo, la cerimonia di premiazioni e il soggiorno dei partecipanti. Il tutto anticipato venerdì pre-gara dal prologo nella vicina località slovena di Lipica, dove i partecipanti si sono radunati per le verifiche tecniche, approfittando dell'occasione per visitare anche l'Equile lipiziano. La Mitteleuropean Race si è conclusa con il successo dell'equipaggio vicentino formato da Luca Patron e Massimo Casale in gara con la MGL Type del 1933 con i colori del Loro Piana Classic Car Team. Staccati di 172,5 penalità hanno terminato al secondo posto Marco Gatta e Eugenio Piccinelli, entrambi della provincia di Brescia, i quali erano al via con una Milcar CGS del 1926 con i colori della Brescia Corse.
Terzo gradino del podio per Fabio Salvinelli e Guido Ceccardi, rispettivamente delle province di Brescia e Mantova, che hanno corso con una Fiat 514 MM del 1930. Il pordenonese Tiziano Baldissera chiude quarto insieme al padovano Edoardo Kovacs su una Fiat 1100-103 TV. C'erano in gara, oltre agli italiani, i driver da Argentina, Austria, Germania, Slovenia e Svizzera. Molto positivi commenti. Il vincitore è Luca Patron, 45 anni, promette la sua presenza al via anche nel 2019, data la bellezza dei luoghi e l'estrema tecnicità del percorso, ideato dall'organizzatore Maurizio De Marco, che con Riccardo Novacco e Susanna Serri è stato tra i promotori fin dalla prima edizione dell'evento. Tra i VIP alla partenza con l'Alfa Romeo Giulia c'era anche Arturo Merzario, pilota ufficiale della Ferrari in Formula 1 negli anni 70 e vincitore con la scuderia di Maranello del Mondiale Marche. Merzario alla premiazione ha avuto parole di elogio per la bellezza di Trieste e dintorni e per la gara e si è già detto pronto a tornare nel 2019. La mia vita, ha detto, sono le auto. Nella giornata di sabato la coppia veneto-friulana formata da Tonino Tognana e Max De Antoni ha fatto da apripista sulla splendida Renault Alpine A110. I due hanno vinto il campionato italiano rally nel 1982 con la Lancia. Ora la Mittel European Race guarda già avanti all'edizione 2019, sempre più proiettata a farsi conoscere sulla ribalta internazionale. Un rally dall'alto contenuto di spettacolarità, valido anche quest'anno per la Coppa Italia. Questa è la quinta edizione del Rally Valli della Carnia. Ed ora la prova speciale del Pura. Questa prova speciale ha fatto parte di numerosi rally delle Alpi Orientali, rally di Piancavallo, rally di San Martino di Castrozzo, ovviamente rally della Carnia e rally Valli della Carnia, un po' in varie versioni, in discesa, in salita, in notturna, comunque in qualsiasi caso un rally e soprattutto una prova speciale assolutamente spettacolare, quella del Pura. Tratti veloci, molto tecnici e soprattutto in alcuni casi iniziano ad essere anche pericolosi quando le velocità si fanno sostenute, soprattutto nel tratto in discesa quando appunto dal lago di Sauris si scendeva verso Ampezzo. I'm in the sunshine,
Ed eccola la prova speciale Passo Pura. Saliamo a bordo della vettura di Paolo Porro e Paolo Carnielutti. 2, 1, go. 80 alle piante, sinistra 4 pieni, destra 500. Alla rete, sinistra 3 più chiude, destra 3 più 40. Sinistra 4 lunga lunga, chiude la fine, in attenzione destra 4 e destra in sinistra 3 veloce, 40. Destra 5, 40, sinistra 3 chiude, in destra 4, 80 vista. Al rosso, sinistra 3 veloce chiude, 30. Tornante sinistro, 20. Destra 4 lunga tieni, in sinistra 3 più chiude corda, in destra 3 più chiude, 40. Destra 3 chiude, in sinistra 3 chiude. 80 sinistri. Attenzione, tornante a destra, occhio interno. 100. Alla rete, sinistra 3 più, chiude, 30. Destra 3 chiude corda, in sinistra 3 2 tempi, chiude 2 la seconda, 40. Destra 3 veloce apre, 50. Sinistra 4, 70. Alla rete, tornante sinistro. 50. Alla pianta, destra 3 più chiude, 50. Ed ora in questo speciale di F Motori entriamo all'interno del Museo Abarth di Maniago, lo splendido museo di Bruno Dorigo. You take me down, spin me around, you got me running all the lights. Don't make a sound, talk to me now, let me inside your mind. I don't know what you're feeling, sugar, but I just got that feeling, sugar. I can't even say it's nothing real, something I get to me now. So on tight, I don't know what to say. Show me your soul, I gotta know. Bet that you're beautiful inside. Toes on the glass, come moving fast. Come take the wheel and drive. I don't know what you're thinking, sugar. Oh yeah, but I just got that feeling, sugar. Oh yeah, I can't. Possiamo proprio dire che un pezzo di storia Abarth è custodita proprio in questo splendido museo privato di Bruno Dorigo. A Maniago, alla fattoria Abarth da Bruno Dorigo, è arrivato anche un grande personaggio legato al marchio Abarth, ma soprattutto Ferrari. Antonio Tomaini, che per 13 anni è stato responsabile della gestione sportiva alla scuderia Ferrari in Formula 1. Antonio Tomaini ha gestito alcuni dei più grandi campioni del motorsport di tutti i tempi, tra cui Gilles Villeneuve, Mario Andretti, Clay Regazzoni, Niki Lauda, Alessandro Nannini, René Arnoux. Tomaini ha raccolto grandi soddisfazioni anche nel DTM, vincendolo nel 1993 con il pilota Nicola Larini, che aveva già gestito da dietro il muretto della Osella in Formula 1. Sentiamo Antonio Tomaini. Ho l'immenso piacere di aver conosciuto Bruno, è una persona incredibile. Cioè, mi rendo conto che Abarth, oltre a essere un genio nel progettare le macchine, nell'accontentare i tifosi, è riuscito a creare questo spirito da ispirare persone come te, che hanno una passione incredibile. Io non riesco a capacitarmi, veramente.
Avevo visto il tuo filmato del museo, ma altro che museo, qua c'è tutta una vita, è rappresentata tutta la vita, veramente. Complimenti. Grazie Antonio, grazie. È una bella emozione. Sì, è una grande emozione, purtroppo non ho parole, guarda. Persone così che mi vogliono bene, no? Poi tutti questi ragazzi giovani che mi seguono, io cercherò di essere sempre al vertice, però prima o poi cederò anch'io. Spero che la mia gente, mio nipote e mie figlie portino avanti questa passione che io ho da ragazzo, che purtroppo adesso sono ancora sempre un bambino, come te l'ho già detto tante volte, e poi questi personaggi non è facile farli venire, ma per me, io non pensavo mai di essere arrivato a questo punto. Per la soddisfazione che ti danno, mi vogliono bene tutti. Guarda, anche Salvatore mi ha voluto bene oggi, è arrivato anche lui dopo 3 anni e l'ha messa in moto lui la macchina, guarda, io non ero più capace, ero dimenticato. Comunque grazie a tutti e poi ci vedremo, dai. Quando la sicurezza stradale parte dai giovanissimi. Un progetto che ha coinvolto durante l'anno scolastico gli alunni delle scuole primarie di Villa Santina, con un ciclo di lezioni tenute dagli operatori della Polizia Locale dell'Unione Territoriale Intercomunale della Carnia, nell'ambito delle attività di educazione alla mobilità stradale. Un'esperienza già proposta in passato agli istituti comprensivi del territorio carnico e che ha trovato ampia adesione da parte di insegnanti e studenti. I piccoli utenti della strada sono stati impegnati nell'apprendimento e nella comprensione delle principali norme di comportamento da rispettare nella veste di pedoni, passeggeri e ciclisti. Questo è un progetto che è stato rivolto alle scuole, scuole chiamiamole così elementari nella vecchia denominazione, soprattutto nell'istituto comprensivo della Val Tagliamento, quindi è stato incentrato sulle scuole di Villa Santina e ha coinvolto circa 80 alunni dalle classi seconde alle classi quinte. Diciamo che questo è un progetto che nasce non solo da una previsione del codice della strada, che l'articolo 230 prevede che ci sia una formazione fatta appunto per i ragazzini e quindi siano introdotte l'educazione stradale nell'ambito della didattica normale durante l'anno scolastico, ma era stata anche una nostra volontà di collaborare appunto con le istituzioni scolastiche. Quindi già il codice della strada prevede che anche gli istituti scolastici possano richiedere l'ausilio della polizia locale per questo tipo di attività formative. La reazione è stata entusiasta, ma questo è grazie anche alla preziosissima collaborazione degli insegnanti che ci hanno appoggiato in questa primo approccio che abbiamo avuto. Ci sono state 10 lezioni frontali, quindi in classe, chiaramente lezioni tarate in funzione delle classi a cui avevamo di fronte, insomma, no? Quindi c'era la parte per dei pedoni, dei ciclisti e anche per instillare il senso civico nei bambini. Per le classi quinte poi, oltre alla lezione frontale, c'è stata anche una lezione esterna con la creazione di un percorso nell'ambito del piazzale della scuola, dove si sono potuti cimentare nell'utilizzo della bicicletta con i vari segnali stradali, con il semaforo e sempre con l'ausilio dei colleghi della polizia locale che attraverso una specifica formazione e preparazione si sono adoperati per garantire questi corsi. Il nostro obiettivo è quello di creare gli utenti del futuro. È chiaro che non deve essere un'azione a spot, quindi tarata una volta tanto nelle scuole, ma deve essere una cosa programmata. Ecco perché i colleghi hanno predisposto degli step didattici in funzione delle future richieste che ci perverranno dalle scuole, in maniera tale che siamo già pronti. Per noi questo è un obiettivo, far conoscere non solo il codice della strada, ma anche l'operatività della polizia locale e che cos'è la polizia locale, in maniera tale che si installi anche un rapporto di fiducia con le istituzioni e con la polizia locale.